Diciamo che in termini di disoccupazione siamo una delle regioni, anzi la regione forse col tasso di disoccupazione più basso. Abbiamo una grande occupazione, ma abbiamo anche una grande richiesta ancora di lavoratori. Su questo la Giunta regionale, fin dal suo primo insediamento, ha puntato sul piano casa che il Presidente Stefani sta portando avanti e per quanto riguarda il lavoro come assessorato anche Veneto Welfare. Perché? Perché sono due spunti per diciamo, non solo attrarre lavoratori, ma soprattutto mantenerli una volta che sono stati assunti. Molti arrivano qui nelle nostre terre, sia stranieri che italiani da altre regioni, arrivano, si formano, ma poi magari non riescono a fare famiglia, non riescono a portare la famiglia perché in assenza di casa e di trasporti. Oggi la Regione del Veneto sta lavorando proprio su questi due temi fondamentali per mantenere i lavoratori sul proprio territorio. Un lavoratore che arriva, si forma, rimane e crea una famiglia è un cittadino veneto in più, ma soprattutto è una risorsa per un territorio che ha bisogno ancora oggi di essere vivo e svilupparsi. Ecco, in certi settori, in particolar modo agricoltura e turismo, c'è l'esigenza e ci sono tanti operatori extracomunitari, in particolar modo del Nord Africa. E la Regione Veneto sta organizzando qualcosa per regolamentare questo? Ma abbiamo inaugurato poco tempo fa, proprio a Castel Guglielmo, quindi diciamo poco vicino qui, siamo nella provincia di Rovigo, proprio un investimento fatto col PNRR per dare degli alloggi ai lavoratori del mondo agricolo, di chi è anche di passaggio e per abbattere quella che è una piaga che è il caporalato, che insomma in Veneto non rappresenta sicuramente il più grande dei problemi, ma rappresenta comunque un problema che finché non arriva a zero, diciamo, per noi è sempre da combattere, quindi l'attenzione è massima su questo e anche proprio per chi nell'ultimo periodo ha fatto una polemica su questo termine, quindi la Regione è attenta su questo, cerca di dare le risorse, lo facciamo con i comuni e se come a Cavarzere e Castel Guglielmo lo potete vedere in questi giorni, abbiamo dimostrato che proprio non solo nei grandi centri ma anche nei piccoli comuni che magari hanno carenza di risorse, la Regione interviene dando un contributo, dando una mano e oggi il Centro per l'Impiego, diciamo questa opportunità del Centro per l'Impiego aperto a Cavarzere dimostra quanto insomma, la Regione tiene a questi territori.